Che bel fresco! E oggi vi porto con me a vedere una delle feste pagane più antiche d'Italia. Dovete assolutamente sapere cosa succede ad Alcaralifosi la notte del 24 giugno. Dimentica le solite che hai già visto. Questa è la festa d'Umuzzuni. Ed è qualcosa che fa vibrare l'anima. Immagina un intero borgo medievale che si accende. Nei quartieri storici si preparano questi altarini pazzeschi, decorati con i pizzari, che sono tipo dei tappeti coloratissimi con dei tessuti fatti a mano dai maestri del posto. Ma il vero protagonista è il Muzzuni, una brocca senza collo, rivestita di stoffe pregiate letteralmente sommersa d'oro, tra cui spuntano steli di grano, orzo ed erbe aromatiche. È un rito che profuma di antico, che unisce la devozione per San Giovanni e la tradizione pagana legata alla terra e alla fertilità che si tramandano da millenni. Si canta, si balla per le strade, si beve il vino locale e si celebra l'amicizia vera con il rito del comparatico. C'è un'energia pazzesca, un calore umano che ti fa sentire a casa, anche se ci metti piede per la prima volta. E la Sicilia è più autentica, quella che ti entra dentro e non ti lascia più.